Noi siamo tanto demotivate, perché già il lavoro è quello che è. E sinceramente pensare che ci priviamo di fare magari un Ferragosto con gli amici o in famiglia per poi, ehm, al di là di tutto è andata anche bene, cioè quello che a me più che altro mi preoccupa è che potevano anche farle del male. Se qualcuno ha visto qualcosa che parlasse. Cerca testimoni, immagini, video. È l'appello disperato di Angela Di Maggio, che da un anno gestisce questa caffetteria di San Giorgio in Brenta a Fontaniva. Il furto nel tardo pomeriggio di Ferragosto. Al bancone c'era una giovane dipendente che stava servendo un caffè a una donna entrata pochi minuti prima con un bambino, una vedetta forse, e si è ritrovata una quindicina di persone, 2 o 3 donne adulte, tanti bambini, sembra si trattassi di nomadi, che in pochi attimi hanno rubato bibite, birre e alcuni profumatori. Inutili le sue grida con la richiesta che la merce venisse pagata. Un episodio che Angela Di Maggio ha raccontato sui social e denunciato ai carabinieri. Una zona tranquilla che da qualche tempo non lo è più tanto da farle venire voglia di chiudere tutto. Sono impegnati nelle indagini anche gli agenti della polizia locale, che hanno individuato una trentina di fotogrammi con furgoni e auto compatibili con quelli descritti. Intanto restano l'amarezza e il danno, circa 250 euro.